L'allarme è scattato alle 16 di mercoledì. In questa stanza di servizio vicina all'ingresso, una delle insegnanti del centro per l'infanzia del quartiere San Lazzaro ha trovato un foglio che annunciava un attentato. La scritta in stampatello e con una T in meno nella parola attentato recitava così: domani un attentato bomba a scuola. I 71 bambini a quell'ora erano rientrati nelle loro case. A scuola sono arrivati i carabinieri. Sono state controllate tutte le stanze, tutti i locali dell'asilo da parte dei carabinieri, dopodiché è stata chiamata anche l'unità cinofila di Padova che con il cane addestrato hanno controllato tutto l'esterno, tutti i locali vicini all'ingresso, tutte quelle zone dove comunque le insegnanti non erano presenti, per cui direi il massimo. Fatti tutti gli accertamenti, il sindaco Rucco e le forze dell'ordine hanno concordato l'apertura di giovedì. Abbiamo ritenuto, con l'accordo dei carabinieri, con il via libera dei carabinieri, di lasciare aperto il servizio scolastico, che è in sicurezza, con la presenza anche di vigili di pattuglia che girano nel quartiere. Quindi una rassicurazione e un invito ad evitare di distribuire notizie false che possano allarmare i genitori, che sono evidentemente preoccupati per i propri bambini. Tutto assolutamente tranquilla, anzi colgo l'occasione, io ringrazio i carabinieri, una presenza proprio puntuale, precisa, controlli serrati, perché noi non siamo preoccupati, però abbiamo deciso di prendere seriamente la cosa. Erano quasi tutti a scuola i 71 bambini tra gli 0 e i 6 anni del centro per l'infanzia in mattinata, tutti tranne i malati. Ma il panico si è diffuso tra i genitori e qualcuno si è presentato, nonostante i tentativi di rassicurazione del comune, per portare a casa i figli, complice il tam tam delle chat. Una mamma ha mandato questo. L'ha letto su Instagram, se non mi sbaglio, vero? Sì. Siete preoccupati adesso? Tantissimo, non poco. Tant'è vero che me la prendo e me la porto a casa io oggi la bambina. Davanti a scuola una gazzella dei carabinieri per tutta la giornata. Proseguono anche le indagini. Continuerà quindi il controllo nei prossimi giorni? Sì, verrà verificato un po' tutto l'andamento dell'asilo nido, le persone che vanno e che vengono, si continuerà comunque ad avere particolare attenzione.